Benvenuti a voi telespettatori al Borsino del Vino. Ben ritrovati a questa nuova puntata. Come vedete il Borsino del Vino si rinnova, ci troviamo infatti nel nuovo studio che da oggi ci ospita. E dal quale partiranno le prossime puntate dopo la pausa estiva. Oggi vi proponiamo 2 vini bianchi ottenuti da vitigni autoctoni. All'assaggio ci hanno particolarmente interessato. Entrambi perfetto esempio di qualità e giusto valore medio di mercato. Il primo dei 2 è ottenuto da uve insolia che sono state vinificate in purezza. Tradizionale vitigno siciliano è largamente diffuso sul territorio isolano ed esprime il meglio di sé in climi caldi e ventilati. In alcune etichette dona un'assoluta piacevolezza. Quella prodotta dalla cantina Barbera, sita nel territorio del comune di Menfi, in provincia di Agrigento, è ottenuta da uve le cui vigne sono allocate in terreni alluvionali a medio impasto, che caratterizzano il vino da note olfattive, fruttate e fresche. Si distingue la ginestra, si presenta la pera e la pesca bianca, in bocca e di buona freschezza, pieno, piacevolmente sapido e con ritorni di note agrumate. Per queste sue caratteristiche vi consigliamo di abbinarlo a crudité di polpo e pesce azzurro. Il suo valore medio di mercato, che troviamo perfettamente centrato, è intorno agli 8 euro. Il secondo vino bianco che vi proponiamo è ottenuto da uve Grillo in purezza. Il vitigno autoctono Grillo è storicamente usato nell'uvaggio del Marsala e dona il meglio di sé quando è allevato nel classico alberello siciliano. Il Grillo che oggi vi proponiamo è prodotto da Fabio Sireci a Feudo Montoni. Siamo a Montoni Vecchi, in contrada di Cammarata, siamo quindi in provincia di Agrigento. Le vigne sono posti su terreni che si trovano tra i 400 e i 750 metri sul livello del mare e donano al vino interessanti note olfattive di gelsomino, ortica e note fruttate fresche quali la pera, il cedro e sentori agrumati. In bocca è pieno, ricco di freschezza e sapidità ed ha una persistenza aromatica intensa di frutto e mineralità. Ideale in abbinamento al linguine all'aragosta, valore medio di mercato 10 euro. Vi aspettiamo venerdì prossimo con nuove proposte all'interno del Borsino del Vino. E non dimenticare di mandare i vostri suggerimenti all'indirizzo di posta elettronica borsinodelvino@email.it. Potete rivedere tutte le precedenti puntate collegandovi al sito winereality.wordpress.com.